testimonianze in esclusiva ai nostri microfoni di un ex dipendente La Linea. Oggi le nostre verifiche su strada con la testimonianza di un nuovo autista. Strage del bus, domani mattinata la perizia con i tecnici di Roma sulla rampa Cavalcavia, dove il 3 ottobre scorso morirono 21 persone con l'autista del mezzo e ci furono 15 feriti. Continua a far discutere la possibile candidatura di Zaia sindaco di Venezia. Lo stupore e le riflessioni dell'assessore Donazzan ieri sera a Ring. Sono basita, ha commentato. Protezione dei siti a rischio, attentato e controllo dei soggetti a rischio radicalizzazione. C'è l'allerta terrorismo in Veneto, tra i temi sul tavolo a Venezia dalla conferenza sulla sicurezza. In centinaia ieri sera a Mestre la manifestazione per chiedere lo stop ai bombardamenti in Palestina e la pace a Gaza, organizzata dal collettivo Rivolta, ha visto l'adesione di 20 associazioni. A Venezia lotta alla criminalità con in campo le ronde di polizia in Borghese, il risultato dell'incontro dei vertici Ascom con il questore Gaetano Bonaccorso. Alla Venice Marathon sono arrivate anche le biciclette elettriche della conferenza dei sindaci che hanno presentato il progetto in anteprima. Il progetto si chiama Brenta e-Mobility. Buonasera telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Iniziamo come di consueto proponendovi il nostro sondaggio di Ring, in cui il risultato verrà svelato appunto durante la puntata di questa sera dalle 21:15. La domanda è: affitti turistici, la cedolare secca sale al 26%, giusto? Sì, chiamate il numero che vedete al 04 22 16 26 69 1, no 0422 16 26 690. Noi iniziamo con le notizie, la cronaca. Ieri abbiamo sentito in esclusiva ai nostri microfoni la testimonianza di un autista ex dipendente La Linea. Oggi invece siamo andati a fare alcune verifiche su strada, vediamo. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica, basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo ad Asseggiano, no? Pensate a un 47H elettrico che fa fatica a sterzare in quella rotonda, mentre un mezzo a gasolio riesce meglio a eseguire la manovra. Questo è un dato di fatto, potete recarvi ad Asseggiano e guardare vicino alla chiesa, insomma, proprio per essere preciso, e guardare che deve fare 3 manovre per girarsi su quella rotonda. All'indomani delle dichiarazioni ai nostri microfoni di un ex dipendente della Linea che ha parlato di alcune anomalie allo sterzo, soprattutto sui mezzi elettrici, ci siamo recati proprio, come diceva, ad Asseggiano per verificare. In effetti, a giudicare da queste immagini, sembrerebbero proprio esserci delle difficoltà nella curva rispetto agli altri autobus che invece riescono a svoltare senza problemi. Questo mezzo, che si è trovato a dover dunque effettuare più di una manovra, come si vede, in realtà non è elettrico ma a gasolio. Eppure la limitazione nello sterzo si vede. Potrebbe anche trattarsi di un autista poco esperto, vero, ma quanto affermato dall'ex dipendente trova in realtà conferma in altre testimonianze. Le vedo arrivare e vedo anche dallo specchietto che molte volte fanno difficoltà a fare la rotonda con un'unica sterzata, ma usano spesso la retromarcia. Non sono mai guidati, ma presumo che se 9 mezzi su 10 fanno la retromarcia sia anche dovuto allo sterzo. Magari ci potrebbe essere anche l'errore dell'autista, ma 9 su 10 mi dà da dire che lo sterzo influisce in maniera pesante su questa manovra. Ancora la strage del bus si terrà infatti domani mattina al sopralluogo dei periti sulla rampa Rizzardi, dove la sera del 3 ottobre è precipitato provocando 21 vittime il bus della Linea. L'obiettivo è verificare lo stato di salute della rampa a partire dalle condizioni del guardrail, per la cui perizia tecnica la Procura di Venezia ha nominato Placido Migliorino, l'ispettore del MIT già consulente nelle indagini sul Ponte Morandi di Genova. Un secondo sopralluogo è previsto il 9 novembre. Migliorino avrà poi 120 giorni di tempo per consegnare la relazione. E continua a far discutere la possibile candidatura di Luca Zaia sindaco di Venezia, e fa discutere anche quel sondaggio commissionato più di un mese fa sull'eventuale gradimento dei veneziani. Lo stupore e le riflessioni dell'assessore Donazzan ieri sera a Ring. Donazzan, la vedo basita. Sì, perché, anche proprio senza infingimenti.
È difficile lasciare basita Elena Donazan, l'assessore regionale più longevo d'Italia, da 18 anni alla guida di un dicastero importante che segue lavoro e istruzione in Veneto. A Ring si discute dell'ipotesi Zaia candidato sindaco di Venezia e va in onda un servizio in cui parla Marco Gasparinetti, consigliere comunale di Terre Acqua 2020. Nelle ultime settimane molti veneziani hanno ricevuto una telefonata di un istituto di sondaggi che formulava 5 quesiti. Uno dei 5 era sul gradimento di un eventuale Zaia sindaco, quindi sulla possibilità che Luca Zaia diventi sindaco di Venezia. Questo mi dà uno scenario un po' diverso dalla Butad di cui ho detto prima. Significa che qualcuno in modo scientifico e da tempo, quindi sta ipotizzando questa opzione. Adesso c'è da domandarsi chi. Il sondaggio è stato realizzato da Queris SRL per Italy Post dal 18 al 20 settembre, quasi un mese prima che l'ipotesi Zaia, candidato sindaco a Venezia, iniziasse a farsi largo nel dibattito politico regionale. Elena Donazan è una delle rappresentanti di punta di Fratelli d'Italia in Veneto, un partito che non fa mistero di ambire alla guida della regione e del suo capoluogo. Ma è anche il partito che appare più stupito da possibili movimenti all'interno della Lega, il suo maggiore alleato, ma anche il rivale con cui si contende il primato di voti. Serve per tarare le posizioni politiche di solito un sondaggio, e tarare vuol dire comprendere qual è il sentimento di una campione e poi decidere come muoversi, che vuol dire che è tutto molto scientifico, il che significa che è un'ipotesi che non è stata campata in aria, al contrario di quello che ho detto prima, quindi anch'io mi fermo e rifletterò. Protezione dei siti a rischio attentato e controllo dei soggetti a rischio radicalizzazione. C'è l'allerta terrorismo in Veneto tra i temi sul tavolo a Venezia alla conferenza sulla sicurezza. Particolare attenzione anche alle infiltrazioni mafiose nella regione. Sul fronte antiterrorismo il contesto internazionale è sotto gli occhi di tutti, lo conoscete, anche nel Veneto si sono state adottate misure in esecuzione della direttiva e della direttiva del ministro Piantedosi. C'è l'allerta terrorismo sul tavolo della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza del Veneto riunita a Venezia. H. Corneri, il prefetto Michele Di Bari, ha presieduto l'incontro con i procuratori distrettuali antimafia di Venezia e Trieste, tutti i prefetti e tutti i questori del Veneto, i comandanti regionali di Carabinieri e Guardia di Finanza con tutti i loro comandanti provinciali e il dirigente del centro operativo della DIA del Veneto. Noi abbiamo ben presente durante l'ordinarietà che comunque esistono obiettivi sensibili. Ci sono alcuni obiettivi sensibili che necessitano però di una priorità e di una maggiore attenzione. Ci sono anche contesti sensibili, cioè di radicalizzazione, di possibile radicalizzazione che vengono tenuti sotto controllo. Le forze di polizia e l'autorità giudiziaria hanno una attenzione particolare e che sono anche delle direttive che spesso vengono adottate in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La conferenza ha analizzato anche la situazione dello spaccio di stupefacenti in regione, in particolar modo a Mestre, al cui contrasto si concentreranno più pattuglie assieme a controlli mirati e servizi straordinari anche con l'impiego dell'esercito. I delitti in generale in Veneto sono in diminuzione, ma è la macrocriminalità che spaventa, come le infiltrazioni di mafia, 'ndrangheta e camorra, già al centro di grossi processi. I fenomeni malavitosi, soprattutto quando c'è una infiltrazione, questa infiltrazione ha requisiti di flessibilità, di mimetizzazione che rispetto al passato si riesce sempre con difficoltà ad individuare, ma che queste risposte giudiziarie però nel Veneto hanno dato un esito fortemente positivo. In centinaia ieri sera la manifestazione a Mestre per chiedere la pace a Gaza e lo stop dei bombardamenti in Palestina. Stop War in Gaza, lo slogan con cui anche Mestre si è mobilitata per chiedere lo stop alla guerra a Gaza in solidarietà alla causa palestinese e contro la barbarie di Hamas. Il presidio davanti a Piazzetta Coina a Mestre, cui hanno preso parte ben 20 associazioni del territorio su iniziativa del centro sociale Rivolta di Marghera. Quanto sta accadendo ai palestinesi è un genocidio, frutto delle politiche di Israele di questi ultimi decenni, dicono. Per una pace giusta, perché sappiamo bene che l'ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace e perché sappiamo bene che
la prima cosa da fare è riportare giustizia in un territorio che da troppo tempo subisce questa occupazione. Il corteo di Mestre di lunedì 23 ottobre segue quello di Venezia di circa una settimana fa, quando diverse centinaia di persone hanno manifestato davanti alla stazione Santa Lucia come atto di vicinanza e unione sempre per la popolazione della Palestina. Per questo siamo scesi in piazza per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza, la fine dell'avanzata militare israeliana e finalmente un processo di pace che riapra delle possibilità in Palestina e in Medio Oriente. E arrivano a Venezia i controlli delle ronde della polizia in Borghese per contrastare fenomeni come furti e borseggi. È il risultato dell'incontro dei vertici Ascom con il questore Gaetano Bonaccorso. Parliamo del centro storico di Venezia, dove purtroppo ultimamente troppi episodi di piccola delinquenza si stanno verificando anche durante il giorno, e tutto questo ci dà molto allarme, e in questo senso abbiamo voluto sensibilizzare il questore sulla situazione che non vorremmo dovesse degenerare. Tra furti, borseggi e scatolettisti, Venezia è sempre più nel degrado e sotto assedio di criminali e malavitosi. Per opporsi alla deriva, al pari dei residenti, riunitisi anche in comitati come quello dei cittadini non distratti, anche i commercianti si sono mobilitati per contrastare il fenomeno, ostacolo agli affari che calano. Nelle scorse ore i vertici di Ascom Confcommercio Venezia hanno incontrato il questore Gaetano Bonaccorso come interlocutore sulla questione, al fine di sensibilizzare le forze dell'ordine e capire come si possa collaborare insieme per difendere la qualità del lavoro. Da qui le rassicurazioni con il rafforzamento delle ronde di polizia in Borghese. E il questore ci ha garantito che ci saranno maggiori controlli, soprattutto in Borghese, per dare così la possibilità di cogliere in flagrante coloro che dovessero delinquere. I controlli da parte dei poliziotti in Borghese, anche alla luce dell'avanzare dell'inverno, verranno rafforzati specie nelle zone più affollate della città, quali Piazzale Roma, Ponte degli Scalzi dell'Accademia, Area Marciana, Via Garibaldi, solo per citarne alcune, con gli esercenti che continueranno a monitorare il territorio in qualità di sentinelle della sicurezza. Per controllare, per segnalare e per creare situazioni di desistenza nei confronti di chi fa questi atti di microdelinquenza. Una notizia di servizio sulla viabilità ora, perché per permettere i lavori in corrispondenza delle rampe di accesso e uscita alla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Marghera e il raccordo per Venezia Porto saranno modificate sia la viabilità autostradale che quella ordinaria, con la chiusura per 2 notti di via Trieste tra la rotatoria Parmesana e lo svincolo per la rotatoria Marghera in località Catene. I lavori, comunica Cava, avverranno in 2 fasi esclusivamente nelle ore notturne, la prima in 2 notti tra il 25 e il 27 ottobre, la seconda tra l'8 e il 10 novembre. Ora qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Continuiamo con le notizie. Lo scavo del canale Vittorio Emanuele e l'ampliamento del canale Petroli mette nuovamente in pericolo l'equilibrio della laguna di Venezia. Lo sostiene il comitato No Grandi Navi, che ha manifestato in occasione della Venice Marathon. Il Comitato No Grandi Navi ha affiancato l'arrivo in città della Venice Marathon, in quella che è stata definita dagli organizzatori un'iniziativa simbolica per raccontare anche ai partecipanti alla maratona cosa stia accadendo alla bellissima città che li ha ospitati per le sue calli. Con barche e bandiere a piedi in acqua abbiamo accompagnato l'arrivo della Venice Marathon lungo le zattere fino al traguardo, perché se pensiamo che sia una cosa assolutamente bella che Venezia ospiti eventi sportivi come questo, crediamo che sia anche fondamentale che questi eventi servano per far parlare anche dei progetti che Porto, Governo e Regione hanno sulla nostra laguna. Lo stop al passaggio delle grandi navi in bacino di San Marco e sul canale della Giudecca, deciso da Mario Draghi nell'estate del 2021, non ha chiuso la vicenda, sostiene il comitato. Se all'orizzonte c'è lo scavo del canale Vittorio Emanuele e l'ampliamento del canale dei Petroli per riportare le navi in marittima nel 2027. Sono tutti progetti di devastazione pesante che puntano a portare indietro le lancette dell'orologio e far ritornare le grandi navi nel cuore della città. Questo non lo possiamo accettare, abbiamo iniziato oggi a mobilitare
avviarci verso il 24 marzo, quando ci sarà la prossima grande manifestazione no grandinata. Secondo il comitato, 7 milioni di metri cubi di fanghi escavati e 70 ettari di isola artificiale significano lo stravolgimento dell'equilibrio idrodinamico lagunare. Peraltro la manifestazione è stata ulteriore occasione per denunciare anche il moto ondoso che, con o senza grandi navi, caratterizza quella zona di Venezia. E proprio alla Venice Marathon sono arrivate anche le biciclette elettriche della conferenza dei sindaci che proprio lì hanno presentato il progetto. Si chiama Brenta e-Mobility, il progetto per gli 11 comuni della Riviera del Brenta più Mirano, presentato dalla conferenza dei sindaci nell'ambito della Venice Marathon. Bici elettriche per un turismo legato alla mobilità lenta e all'ambiente. Dopo il passaggio degli atleti, domenica, i sindaci hanno fatto una prova su strada con queste bici che verranno messe a disposizione di cittadini e turisti. Ogni comune avrà una postazione con proprie bici elettriche ricaricabili che chiunque potrà utilizzare. Il progetto ha ricevuto il premio nazionale Smart Vision agli ultimi stati generali delle città intelligenti di Padova, un progetto cofinanziato da comuni e regione grazie ai fondi destinati alla conferenza. Questa anteprima, spiegato Marco Dori, sindaco di Mira e presidente della conferenza dei sindaci, ci permetterà di presentare un progetto in cui crediamo molto. Il cicloturista sarà guidato attraverso diversi percorsi tra ville, arte, paesaggi ed eccellenze del territorio, ha concluso. Per questa edizione è tutto, ora vi lascio al meteo, una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. La giornata di mercoledì 25 ottobre sarà ancora piuttosto movimentata. La perturbazione si allontana lentamente, influenzando però ancora il tempo sul nostro territorio. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà coperto al mattino con piogge sparse. Col passare delle ore poi schiarite più ampie e precipitazioni in diradamento. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime sugli 11-13 gradi, massime comprese tra 17 e 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente saranno possibili dei rovesci un po' ovunque, in esaurimento dal pomeriggio, con qualche parentesi più asciutta. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo ben poche novità, precipitazioni residue di mattina, schiarita nelle ore centrali della giornata. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime sui 18-19 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.